Neanche fare finta di scattare. Lei si è dimenticata di mettere la card nella macchina. E questa cosa è molto molto triste ma anche divertente. Divertentissima, guarda, proprio. Andiamo a vedere questa torre. Cioè, guardate il panorama, una giornata magnifica. E lei non può fare E io neanche non una posso foto. fare foto. Niente. Perché avevo la memoria piena, l'ho svuotata e l'ho lasciata lì nel computer, oppure l'ho tolta ma non l'ho presa. Mi sembra giusto. Perché? Perché? Bene. Dovrei accontentarti di quello che vedremo. Vabbè, riprendi bene, eh? Cercherò di riprendere bene. Foto, riprendi bene. Sì. Oh, guarda una barca a vela lì. Questi sì che hanno capito tutta della vita. Davvero. Oh, guarda che scogliera qua. È bello sto posto, eh? Ma l'abbiamo detto dove siamo? No. Teolada. Siamo a Teolada. Sì, questo porticciolo che vedete di solito d'estate è pieno così di barche, di gente. Il posto è magnifico, quindi. Adesso andiamo a vedere la torre. Vicino hanno anche la casa al mare, cioè dei VIP. Molti VIP. Molti VIP, tipo Vasco Rossi, anche altri politici. Potremmo incontrarli? Televisivi. Non credo. No. Non credo proprio. Poi se anche vengono io sicuro non li riconosco. No, forse neanch'io. Mi occupo poco di VIP in effetti. Pure io, ma poi anche se li vedo nella vita di tutti i giorni mica ci penso che uno possa essere un VIP, eccetera. Non ho idea. Me ne può fregare di me, no, alla fine. A meno che vedessi uno Molto tipo VIP. se vedessi Piero Angela. Vabbè, quello sì. Allora, i nostri VIP sono sui libri di scienza. Esatto. Ecco. Non sui troni. No. Quelli non sono VIP, ragazzi, eh. Quello è trash. No, sono solo rincoglioniti. Vamos. Anche se mai quanto chi li guarda. Assolutamente. Siamo all'ingresso e stiamo andando verso la torre. Poi andremo a visitare anche un altro posto che in realtà è l'obiettivo principale. E si tratta di una specie di villaggio vacanze in disuso. Qui tocca camminare tipo sentiero minato. Sì. Le mine in questione sono le cacche delle pecore. Mine puzzolenti. E ce ne sono tante. Ce ne sono talmente tante che qualcuno la becchi di sicuro. Sì, se infatti non riusciremo a salvarci. Allora, ci sono le zanzare, sembrerebbe, perché vedo che sta smanacciando. E qua siamo proprio sotto la torre. Guardate. Comunque stava pungendo lui la zanzara, quindi. Guardate che panorama. Diciamo che siamo in piena natura. Wow. Cioè, ma senti che silenzio. Cioè, il mare è magnifico, sembra una giornata estiva. Invece siamo a novembre. Cioè, guarda come Oggi si siamo a riflette. novembre. Sì, siamo a novembre. È giusto perché lo sappiate, è il 1° novembre, non ci sono ancora restrizioni, quindi possiamo ancora stare in giro con la mascherina e con le dovute accortezze. Perché poi magari lo pubblico dopo, sto video, dicono guarda questo se n'è andato in giro e non poteva farlo, non si sa mai, magari chiudono, invece no. Anzi ci multano perché poi mi fanno il riconoscimento facciale, tu immagini? È che io faccio le riprese e poi magari voi le vedete dopo mesi, perché purtroppo ho tante cose da farvi vedere, cioè purtroppo, insomma, relativamente purtroppo. Per fortuna, dai. Per fortuna. Video. E un giorno vi porterò anche qui. Ma non voglio fare spoiler. Facciamo un giro qui. Ma è chiusa la cosa, vero? La torre è chiusa. Però Spero di no. le scale sono da... Ah sì, è chiusa. Beh, me l'immaginavo. È proprio. Minzia, cioè non è una porta. È chiusa di più. Cioè proprio non c'è speranza di entrare. Un picco per entrare qui. Hai un picco? No. Neanche io, peccato. Niente, quindi non si entra. Però questa scala, ragazzi, dai che figata. Bello.
Sai cosa ci vorrebbe? Un drone per entrare lì dentro con la finestrella. Oh sì, solo che non ho ancora fatto il rinnovo dell'assicurazione, non posso farlo volare. Mannaggia a te. È così, eh. Occhio. Ah, Le pecore sono arrivate pure qua. c'è dappertutto, guarda che roba. Sì, sì. Cioè, ma ti rendi conto di quanto è bello qui? No, vabbè. Mannaggia, mi dispiace che non ci possiamo entrare in questa torretta. Cioè, soprattutto sarebbe stato interessante il panorama da su. Perché già da giù è uno spettacolo, da su. Non va neanche da arrampicarsi, non c'è. Lì c'è una spiaggetta, vedete? E c'è anche qualcuno. Cioè, ma guarda che. Sai, così mi sei fatto anche il bagno, guarda che roba. È meraviglioso. Magari una ripresa nella spiaggetta la possiamo fare così. Sì. Tanto Facciamo il dopo ci crepa arriviamo. a chi vede queste riprese. Infatti. Noi abbiamo questo mare. Voi no. C'è la barca qua all'orizzonte. Figata. Troppo bello sto posto. Possiamo anche andare qua giù. Allora, qua siamo dietro la torre e stiamo cercando di capire come arrivare giù. Direi che conviene da qua. Diciamo che era una torre di avvistamento probabilmente di epoca saracena. Allora, se non sbaglio, mi hanno detto che è roba pisana. Pisana? Precisamente, mi hanno detto così. Però poi bisogna verificare. Quindi se voi sapete che non è pisana, stava a scivolare. Oh, si scivola, ti avviso. Cioè, è pieno di conchiglie qua. Non la vediamo. Ma che cacchio? Qua c'è un pezzo di recinzione. Guarda un po'. Sbaglio? Questo è qualcosa che è stato abbattuto probabilmente. Ma qui si può scendere ancora? Sì. Oddio. Attenzione qua. Ok. Scendere con una sola mano tenendo la telecamera non è facilissimo. Allora, da qui. Passiamo da qua. Vabbè, qua è abbastanza fattibile. Ok, qui giù. Mi scelgo quella che mi sembra più razionale. Bene, 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 siamo quasi giù, giù, giù. Siamo arrivati al mare, raga. Cioè, guardate che meraviglia. Opla. E siamo giù. Siamo proprio sull'acqua. No. Ok. Eccoci qua. Qua se la merita una ripresa? Magari anche qualche foto. Certo non avere il costume. Ma davvero? Secondo me l'acqua è anche calda. Anche secondo me, prova a sentirla. Faccio la sirena. Tenta che altrimenti non fai la sirena, fai il pesce. E qui faccio anche il pesce di scoglio. Aspetta che... Allora, questa cosa è inutile. Ok, vediamo com'è l'acqua. Oh, è calda. È calda? Calda. Ma dai! Toccarla, è calda. No, devi dirmi che è ghiacciata perché mi girano. No, è calda. Oh, È leggermente fresca, ma... che delusione.
Va bene. È bellissimo. Ecco, sì. Continua, infilisci. No, vabbè, ma l'hai vista questa cosa? Qui sotto? Wow. Guardate la torre, dov'è? Quindi siamo proprio in basso. Bene. Oggi non c'è un filo di vento, quindi proprio l'acqua è cristallina. Sì, è limpida. calda, cristallina, io non ho il costume. Nessuno dei due costumi. E il costume perché? No, Ci aspettavamo una bella giornata, ma non una giornata ancora estiva. che delusione. Vabbè, arrampichiamoci. Che delusione. Beh, Terribile. dai, che delusione. Non mi ha messo a fuoco quando ho messo in modalità manuale sui video. Però penso di aver fatto io qualche minchiata. Vedono le rocce rosa? Credo di sì. Non sto ritoccando i colori, quindi dovrebbero venire naturali. Penso che si veda. Poi Se non si eventualmente... vede, le rocce sono rosa. Sì, sono decisamente Guarda qua. rosa. Qui si Sì. vede di più, qui è rosa più intenso. Ma poi tanto magari in montaggio metto un po' di saturazione e si Ci sono nota. delle sfumature dal beige al rosa. Yes! Soffrite. Soffrite con noi. Oh. Ok. Non so se sono passato dalla parte più intelligente. Forse. Sì, sì, sì. Vedi il muretto? No, ma da qui dico. Ho preso il punto più alto. Vai, vai. Gradino. Sì, tranquillo. Occhio alla merda. Come sempre. Ok. Andiamo alla spiaggia. È un po' buio. Ed infine siamo arrivati alla spiaggia. Lei ha caldo, giustamente. E questa è la spiaggetta che sta sotto torre. Non penso che si chiami sotto torre, quella è quella di Calasetta, vero? Sì. Ok, anche questa è sotto torre comunque. E sfido chiunque a dirmi che non è vero che è sotto la torre. Il mare è stupendo. Il divieto di sosta che abbiamo scoperto non essere divieto di sosta, quindi sono abbastanza tranquillo. Hai visto che c'è un'altra insenatura lì? Ah sì. Però la macchina sì, infatti. Non è saggio lasciare la macchina fotografica. Stai parlando di me? Sì, ho detto che non Al era... mondo, cosa hai Adesso detto? lo vedrai nel video. Ah. Il cane sembra piccolo, così evitiamo che ci aggredisca. Ciao. Non potete dire che non vi piaccia. E le rocce sono dal grigio al rosa. Sì, sono tre Speriamo si sfumature. veda. Ma secondo me sì. Vedi quelle guarda. cascatine? Qui quando piove si formano le cascatine. Ma che figata. Poi queste nuvolette che sono venute su, cioè ci stanno da Dio nella ripresa. Ma che roba. Cioè guarda come riflette sull'acqua la luce del sole. Spettacolo. Allora qui siamo saliti sulla scogliera e vi faccio vedere tutta la spiaggia e poi dall'altra parte. Qua siamo verso il porto, un signore che sta pescando e ora vi faccio una bella zoomata sulla barca a vela che lascia il porto. E lì se la fanno il bagno, eh? Sì, Ma poi all'orizzonte ce ne sono altre 4. sì, è pieno. No, 5.
Lo sai anche che l'altra anche lì. qua si vede quell'effetto, non riesco a mettere a fuoco, molto No, controluce. altre due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 barche, con questa qui davanti è la nona. Sono tanto lontane, sì, Vabbè, è un casino. si vedono ad occhio, sono veramente tanto lontane. Io adesso qua stacco e faccio una foto. Allora ragazzi, siamo arrivati alla seconda location. Ho scoperto che anche questo è bandiera blu, io non ho scoperto niente, in realtà l'ha scoperto lei perché io non leggo i cartelli. Questa è la... Scoperta, vincerò il Ah, ma qua c'è una colonia felina. Ciao Micio. Ciao. Non vi avevo visti. Che bellini che siete. Ciao. C'è anche un altro cartello: divieto assoluto di lasciare contenitori di plastica, come vedete è rispettatissimo. Vabbè, però è per i gatti, vabbè, quindi Sì. diciamo che ci sta, dai. Comunque guardiamo le cose belle, sito Sì. di importanza comunitaria. Isola Yes. Rossa e Capo Teulada, fanno escursione a cavallo. Allora, leggiamo un po'. Elenco delle principali valenze ambientali. Prateria di Posidonia, dune costiere, dune con foreste di pini, stagni temporanei mediterranei, percorsi substeppici di graminacee e piante annue. Specie floristiche, cavolo di Sardegna. Specie faunistiche, uccelli. Berta maggiore, falco della regina, falco pellegrino, pernice sarda, gabbiano corso, calandra, magnanina sarda, maragona del ciuffo mediterraneo, specie faunistica, anfibi e rettili, disco grosso sardo, testuggine di arma, tartaruga, Sì. testuggine palustre, tartaruga marina, tarantolino, specie faunistica, invertebrati, papilio, ospiton. Ok, direi che possiamo andare. Ne abbiamo, Sì. Parecchio. Ma esattamente il tarantolino che cos'è? Perché un po' mi preoccupa. Non avrà niente a che fare con i ragni, immagino. Boh. Spero. Ah, un ragnetto, cosa vuoi che ti faccia? Ma siamo sì, in Amazzonia. un tarantolino d'altronde, l'avrebbero chiamato tarantolone se fosse stato cattivo. Infatti. Invece, tarantolino. Non ce n'è ragni velenosi qua. Non abbiamo neanche le vipere. Ah, vedi che qua c'è la recinzione. Allora, questa è zona militare. E c'è anche il lucchetto. Non è che se non ci fosse stato il lucchetto sarei entrato, però era per farvelo sapere. Cioè, Perché qui c'è una base NATO, cioè sparano bombe di tutto. Sì. Però carino come hanno fatto questo coso. Sì. L'ingresso mi piace assai. Magari sono quei cartelli che non si leggono, che sono consumati, c'è scritto attenzione, zona minata. Te lo immagini. Attenzione, testate nucleari. Inesplose. Vabbè, è recintato, Sì, sì, è ben recintato. Yeah! Allora, la spiaggia, a parte che la spiaggia è bellissima, cioè, vogliamo dirlo? Recintato perché è vietato camminare sulle dune. Questa non è zona militare, in realtà è quella la zona militare, però insomma. Lo stai specificando perché hai paura che ci facciano una denuncia? No, siamo Così, fuori. No, però quella è la recinzione della zona militare. Sì, la zona militare è dall'altra parte, Ti quindi denunciano sul serio, sì, penso che potrebbero anche spararti Sì, infatti, se entri. quello è il rischio maggiore. Quindi, Diciamo che se ti va bene ti becchi la denuncia. infatti, evitiamo. Però guardate che roba. La spiaggia è bellissima.
Questa di fronte è l'Isola Rossa. Nel Mamma suo mia. splendore. Sembra davvero? Mamma mia. Poi senza gente. Sì. Assolutamente, ci facciamo una bella passeggiata sulla spiaggia. Qua probabilmente stanno facendo lavori o qualcos'altro, però lo sai che non è soltanto una chiusura per le dune, secondo me è quella. O stanno sistemando la spiaggia. Allora, questa è la zona turistica ed è aperta, mentre c'è una seconda recinzione che è quella militare che è successiva, quindi noi probabilmente entreremo a vedere. Cioè guarda che bello quello scoglio qui davanti. No vabbè, Questa scogliera qua. no è favoloso, troppo bello. Qua sto facendo una zoomata sull'isola, che poi sembra vicina ma non è così vicina questa, eh. Cioè a nuoto no, No, non tutti scoppi. Devi troppo, proprio essere. cioè qua bisogna venire proprio in barca, oppure essere un nuotatore che non sono io. Nemmeno io. E dopo 2 metri sono spompatissima. Mi piace molto. Ok, allora è plausibile che questo vecchio stabilimento lo stiano demolendo, quindi ci facciamo un giro, vediamo un po' se è consentito, se è aperto, e qua sembra tutto aperto. E via! All in! Sì, vedi che c'è anche la doppia recinzione lì. Quella zona è sigillata. Sì. Quindi, Anche lì la strada sì. si interrompe. sì. Però qua non c'è nessun divieto. Questa è una barca. Sì, una barca. Ciò che ne rimane. Non è grande ma nemmeno piccolissima. Cioè, Una vecchia barca da pesca. No, è abbastanza grandetta, eh? grandetta. Via. Esploriamo. È meglio dall'altra parte. È decisamente Questa meglio l'altra spiaggia bianca parte. con l'azzurro. Ma niente, sei talmente egocentrico. Sono troppo egocentrico. Allora, vediamo un po'. Guarda, qua ci sono delle scalette. O qua. Vediamo com'è qui. No, mi sa che bisogna arrampicarsi. Sì. Oppure passiamo... Che sono là. Ok, le scalette non le possiamo prendere perché... Impraticabili. Crack! Sono dopo la voragine. Allora passiamo da qui. No, da lì è meglio. Sì, decisamente. Da qua, dai. Ok. Anche qua hanno chiuso. Carino. Guardate quanto era carino sto posto. Allora è probabile che questo sia uno di quei villaggi che l'esercito costruiva per gli ufficiali o cose di questo tipo. Qua si poteva pranzare davanti alla spiaggia, guardate che meraviglia. Qui. Poi ci sono gli altri gazebo, vediamo un pochino fin dove potremo vedere perché alcune zone sono state chiuse e probabilmente sono anche pericolanti. Che dici, passiamo da questa scaletta e poi costeggiamo qui su. Allora, qui abbiamo stessa cosa. Oh sì, ma lo riprendo. Bird watching. Facciamo birdwatching. Proprio Eccolo sull'acqua, lì. tranquilli, indisturbati. Sì, sta anche urlando. Si vede la bocca. Chissà che cosa si stanno dicendo. Vieni qua che si tocca! Lui si stanno frastimando a vicenda.
questa mi intriga di più. Allora, questa è praticamente uguale. Sì, ha un Quindi, tavolo quadrato anziché sì. rettangolare. E questa è la stessa cosa, queste sono tutte e tre uguali, dai. Sono belli questi Sì, vicini. molto. Ma poi guarda il panorama che avevano qua. Che figata. Veramente carini, Peccato anche buttarlo giù. Io l'avrei semplicemente risistemato. Allora. Dunque qua c'è la scala che porta giù e chiaramente porta verso il precipizio perché non c'è più niente. Quindi noi saliamo da qua. Sembra una pizzeria se la vedi così. Sì. Occhio qua. Che animale è questo? Questo direi che Cavallo? o un bue, cioè deve essere qualcosa di grosso. Ah sì. Qua hanno chiuso. Allora io questa zona me la ricordo aperta, quindi evidentemente qua hanno deciso di sigillare tutto quanto, che poi non si vede niente, quindi cosa sigilli a fare? È una parete chiusa. Che senso ha? Sono io che sono strano, cioè, che poi ti faccio notare che queste non sono cancellate e chiuse, cioè sono saldate. Sì. È proprio saldato questo coso. Però c'entra chiunque. Sì, probabilmente sì. Forse è proprio, cioè guarda sull'asse, il coso di legno, bello. E anche da qui merita. C'è là che panorama. Wow. Ok, Però la spiaggia qui. cioè, troppo bello. C'è quella ragazza che passeggia. Fico. Sembrano delle strutture aggiunte, Quale costruzione? vero? Ma che non stiano davvero pensando di recuperarlo. Ah, da qui non si passa, vero? Sì. Oh sì. O possiamo tra una recensione e l'altra, sì. Ci siamo proprio. Raga, da questa parte c'è la zona militare. E non possiamo entrarci. Che palle. Siamo a un metro. Siamo proprio in mezzo tra il civile e il militare. E poi il villaggio continua lì. Sì, io l'avevo visto questo, eh. C'ero salito lì sopra. Sì, ma lì c'è gente che fa le grigliate, Lì ci sono griglie, Sì, cenere. sicuramente l'hanno ripreso per i militari. Sì, questo Vabbè. viene usato, questo qua invece. Però c'è anche una cosa lì, c'è un. Attenzione, aspetta. C'è un cartello d'attenzione. Che non so se riesco a leggere. Sa cos'è che c'è in mezzo alla recensione qua? Ok. Pericolo. Ci deve essere qualcosa che non va sulle scale. Riservato esclusivamente ai titolari di cabina. Allora questo era un campeggio. Non ne ho idea. Queste verandine così sono magnifiche. Cioè, ma ti rendi conto? Io ci passerei le giornate qua senza far niente. Una chitarra. E via. Scavalca. Che poi l'ho chiuso bene, eh? Ah, guarda. Eccolo lì. Eccolo lì. Lo metto qua così si riesce a leggere. Vedete? Zona militare. C'è il forno a legna. Che delusione, volevo entrare a frugare lì dentro. Vabbè.
però è carino lo stesso, me ne frego. Qua hanno chiuso. Non è proprio una chiusura favolosa questa, eh? Siamo in alto qua. Parecchio. Devono aver perso la concessione di questo Sì, pezzetto e quell'altro invece è rimasto. Allora, che delusione, che delusione. Vabbè. questo è quando dicevano ci riprenderemo i pezzi di Sardegna Sì, infatti. che sono rimaste alle basinate. Conquiste. Sono conquiste. Che cazzo era Napoleone? Niente, si sono presi. Proprio conquiste alla Gengis Khan. Ah, anche qua però c'è pericolo di crollo. Sì. Wow, E io sto camminando proprio qua sotto. sei contenta? Ma come fa a crollare? È legna. È impossibile. Facciamo una scala. Sì. Questa è quella scala che finisce nel nulla, questa. Vero? Sì. La scala del nulla. Oh. Deluso, deluso. Oh. È troppo alto? Qua, boh. No, si può? Ok, facciamo il saltino. Il balzello. Aspetta, mi voglio affacciare fino a lì. Tanto c'è la recensione. Ma tipo alla 51, come arrivo lì sotto la lampada si accende la luce. Fermi! Chi siete? Dove andate? Un fiorino. Todo serrato. C'è la corrente elettrica. Probabilmente sì. Come la tocchiamo ci brucia. Vorrei anche quel cabinotto, sarebbe stato carino da esplorare. Niente. Molto, invece niente. E così è. Niente. Beh. Mi spiace ragazzi. Ci facciamo un giro in spiaggia e ciao Un ciao. altro? Sì. Alla prossima.